Incendio nella dépendance di una villa nel quartiere Laghetto a Vicenza. I vigili del fuoco spengono il rogo e trovano all'interno il corpo di un 75enne carbonizzato, giallo sulle cause. Un altro grave infortunio nella Marca, 43enne operaio di Bassano precipita per 9 metri dopo il cedimento del tetto del capannone dove stava lavorando. Il dramma a Roncade, l'uomo in condizioni disperate. Immagini delle telecamere decisive, individuato dalla polizia locale l'autore di almeno 4 spaccate avvenute nelle ultime settimane a Mestre. Mi auguro che rivedano la loro decisione nel segno della trasparenza. L'appello ai benzinai dal ministro per le imprese e il Made in Italy Urso, che parla anche delle etichette sul vino e sul colosso Intel. La trattativa è ancora aperta. Il fallimento del centro commerciale Tom a Santa Maria di Sala. La Guardia di Finanza dispone gli arresti domiciliari per 3 ex amministratori, sequestrati anche quasi 7 milioni di euro. Commozione a Venezia per l'addio alla giovane maestra di sci travolta dalla valanga sul Nuvolau. A Cortina il feretro ha lasciato la chiesa su una gondola. 2 dottoresse di base accusate nel Vicentino di false inoculazioni di vaccino ad una ventina di pazienti. Le indagini della Guardia di Finanza. Successo numero 21 in carriera per Sofia Goggia, che ha vinto la prima discesa della Coppa del Mondo di sci a Cortina d'Ampezzo. Buonasera e ben ritrovati con l'edizione regionale dei nostri telegiornali. Un problema tecnico non ci ha permesso di andare in onda alla consueta orario delle 18:30, ma eccoci qui per raccontarvi i fatti principali accaduti in Veneto oggi e partiamo con la tragedia che si è consumata nel quartiere Laghetto a Vicenza. Le fiamme divampate da un'abitazione non hanno lasciato scampo ad un uomo che è deceduto intrappolato all'interno. Tragedia questo pomeriggio, un incendio all'ex barchessa della villa in via Laghi a Vicenza è costato la vita ad un uomo trovato dai vigili del fuoco poco dopo le 15. Si tratta di Antonio Breganze, 75 anni, ex funzionario della Camera di Commercio, in pensione. All'arrivo dei vigili del fuoco, un'alta colonna di fumo si alzava dall'abitazione con un incendio all'interno dell'alloggio rurale disposto su 2 livelli. I pompieri sono arrivati con l'autobotte e l'autoscala, 10 operatori hanno forzato l'entrata e le inferriate delle finestre per entrare all'interno e iniziare le operazioni di spegnimento. Durante l'estensione del rogo è stato rinvenuto il corpo carbonizzato dell'uomo, operazioni in corso di spegnimento che si sono protratte nel pomeriggio per spegnere i focolai e la bonifica dell'abitazione. Sul posto la Polizia di Stato e il personale del SUEM. Le cause dell'incendio sono al vaglio dei tecnici dei Vigili del Fuoco. Un operaio di 54 anni è rimasto folgorato mentre lavorava ad un tetto a Vicenza. Soccorso, è stato ricoverato in gravi condizioni all'ospedale. Da una prima ricostruzione l'uomo era su una piattaforma mobile che durante una manovra è andata a toccare i cavi della media tensione che hanno rilasciato una scarica elettrica che ha investito l'operaio. Questa mattina incidente sul lavoro anche nella Marca trevigiana, a Biancade per l'esattezza, con un operaio che è caduto dal tetto di un capannone da circa 9 metri d'altezza. L'uomo si trova ricoverato in gravissime condizioni al Cafoncello di Treviso. Buongiorno. Antenna 3. Nessuno ha voglia di parlare alla Sertec di Biancade. Lo shock per quanto accaduto questa mattina è ancora forte. È qui che intorno alle 11 si è verificato un incidente sul lavoro. Un operaio 43enne di Bassano del Grappa, dipendente di una ditta esterna di manutenzioni, stava effettuando un intervento sul tetto del capannone dell'azienda specializzata in serigrafia, quando per cause che ora dovranno essere chiarite dai tecnici dello Spisal la copertura avrebbe ceduto, facendo precipitare l'uomo per circa 8 metri. Immediatamente è stato dato l'allarme. Sul posto sono intervenuti i sanitari del SUEM, che dopo aver stabilizzato l'operaio lo hanno trasportato al Cafoncello di Treviso. Significativa l'immagine che riporta la sindaca di Roncade, Pieranna Zottarelli, giunta sul posto poco più tardi. Si poteva intuire vedendo il foro sul muro e quindi sul muro del tetto, e quindi si è visto chiaramente il volo che la persona ha fatto da un'altezza di 9 metri. Sul posto anche i carabinieri e i vigili del fuoco, giunti con 3 mezzi, tra cui l'autoscala, per mettere in sicurezza la copertura del magazzino. L'operaio nella caduta ha riportato un politrauma e si trova ricoverato in gravi condizioni nel reparto di terapia intensiva. La prognosi al momento resta riservata. Il mio auspicio è che la persona possa riprendersi, il lavoratore possa riprendersi
completamente dall'infortunio e guarire quanto prima e senza postumi. Sconvolti, racconta la prima cittadina, anche i titolari e dipendenti della Sertec. Dipendente di un'altra impresa di manutenzione, al di là che non fosse un dipendente dell'impresa, al di là che non sia un concittadino, il dispiacere è ovviamente fortissimo. Quando ti trovi di fronte a queste situazioni non puoi che rimanere scioccato, traumatizzato. È qualcosa che non si vorrebbe mai nel mondo del lavoro, non si vorrebbe in nessun altro luogo. Tragedia alla cava Mosole, oggi l'autopsia sul corpo di Andrei, il 31enne morto sepolto dalla ghiaia. Molti traumi riscontrati sul corpo di Andrei, il giovane 31enne morto lo scorso lunedì nella cava Mosole a Spresiano. Un incidente sul quale deve essere fatta ancora piena luce. Nessun testimone era presente al momento della tragedia. L'autopsia, eseguita dall'anatomopatologo Alberto Furlanetto, ha rilevato diverse lesioni causate dalla caduta della ghiaia sul corpo che avrebbero portato alla morte l'operaio. Il decesso potrebbe essere avvenuto per uno schiacciamento toracico, ma anche per soffocamento. Bisognerà attendere la ricostruzione di quanto accaduto e il risultato di tutti gli esami autoptici. Sul fronte della dinamica sono in corso le indagini dei carabinieri. Il cantiere intanto rimane sotto sequestro. Presto potrebbe essere effettuato un accertamento tecnico per ricostruire quel drammatico incidente. Intanto sembra affievolirsi l'ipotesi che l'uomo sia rimasto agganciato in qualche maniera al nastro trasportatore macchinario vicino al quale è stato trovato in seguito il corpo senza vita del 31enne. Andrei potrebbe essere finito sopra un cumulo di ghiaia ed essere stato risucchiato senza poter più uscire. A trovare il corpo i colleghi che avevano notato l'assenza del 31enne al termine del lavoro. Fra le domande che forse rimarranno senza risposta è perché Andrei si trovasse in quel punto. Lì, ci ha spiegato l'avvocato della famiglia Mosole, Piero Barolo, non doveva stare. Intanto nel registro degli indagati sono stati iscritti 5 componenti della famiglia Mosole, un atto dovuto, come hanno spiegato gli inquirenti. Le immagini delle telecamere sono state decisive. La polizia locale di Venezia infatti ha individuato l'autore di almeno 4 spaccate avvenute nelle ultime settimane a Mestre. I filmati delle telecamere di videosorveglianza sono stati decisivi e l'incubo delle spaccate potrebbe allontanarsi se non fermarsi del tutto, almeno per una parte della lunga serie di danneggiamenti e furti avvenuti nei negozi, nei bar e nei ristoranti di Venezia, Mestre e Marghera. La polizia locale ritiene di aver trovato l'autore. È stato infatti individuato, identificato, fotosegnalato e denunciato all'autorità giudiziaria uno straniero senza fissa dimora, sospettato di essere l'autore di almeno 4 episodi di furti con violenza, le cosiddette spaccate alle vetrine. Gli agenti, tempo fa, l'avevano identificato durante lo sgombero di un immobile occupato e ora l'hanno riconosciuto dalle immagini delle telecamere pubbliche e di quelle private delle vittime delle spaccate. Il mio ringraziamento va alla Polizia Locale e al Servizio Sicurezza Urbana che con 4 attività investigative supportate dalle telecamere di videosorveglianza hanno permesso di identificare, individuare e segnalare all'autorità giudiziaria il sospetto autore dei furti nell'area centrale di Mestre. Il lavoro della Polizia Locale e di tutte le forze dell'ordine nel territorio comunale è capillare ed è finalizzato alla sicurezza e alla serenità dei nostri concittadini. I colpi sono 4 e riguardano lo sfondamento delle vetrine di 3 negozi e locali e dei finestrini di un'auto con successivi furti. Il primo episodio, in ordine di tempo, riguarda 2 furti avvenuti in un esercizio commerciale a distanza di pochi giorni, entrambi documentati da filmati di videosorveglianza interna. Dopo la denuncia di furto con scasso presentata dai proprietari al Servizio Sicurezza Urbana della Polizia Locale di Venezia, il nucleo scientifico ha analizzato i filmati che mostravano il sospettato mentre rubava materiale dai locali colpiti dopo aver infranto la vetrata con un tombino. Intanto, dopo l'offerta di risarcimento da parte del sindaco di Venezia, i circa 40 commercianti colpiti dalle spaccate stanno pensando di riunirsi in associazione per dialogare con comune e forze dell'ordine.
Una bella iniziativa, ma non basta. Questa in sostanza è la risposta dei commercianti e ristoratori di Venezia, Mestre e Marghera, all'offerta del sindaco Luigi Brugnaro di risarcire la metà dei danni subiti fino a un massimo di 2.000 euro dopo la raffica di spaccate che ha travolto la città nelle ultime settimane. Benissimo quello che dice il sindaco. Benissimo quello che dice il sindaco, ringraziamo per il suo interessamento, però bisogna cercare un attimino di dare una sicurezza maggiore ai cittadini, agli operatori economici. Questo storico imprenditore, attivo dal 1936, si è attrezzato con assicurazione, vigilanza privata, telecamere interne, vetrine antisfondamento che in effetti hanno resistito all'assalto dell'altra notte. La richiesta forte però, al di là dell'apprezzabile offerta del sindaco, che tutti condividono, è quella di liberarsi della criminalità di questo quartiere, dedita soprattutto a prostituzione e spaccio. Oltre a quello c'è anche la pericolosità, perché alla sera noi quando usciamo dalle nostre attività abbiamo paura, perché alcuni di noi sono stati scippati. Anche lei? Anch'io. Una quarantina gli esercizi commerciali colpiti con i tombini, che ora stanno pensando di riunirsi in associazione per avere un filo diretto con le istituzioni. Con l'occhio col presidente del quartiere e anche con le forze dell'ordine e le autorità preposte. Solo con illuminazione, controlli, presenza delle forze dell'ordine e collaborazione con i cittadini, la sera si potrà tornare a chiudere i negozi e passeggiare per le strade senza paura. A Santa Maria di Sala, con il crack del centro commerciale Tom, agli arresti domiciliari 3 ex amministratori della società. 3 arresti domiciliari. Aperto un nuovo capitolo nell'inchiesta sul fallimento del centro commerciale Tom di Santa Maria di Sala. Su delega della Procura di Venezia, infatti, la Guardia di Finanza ha eseguito una misura cautelare nei confronti di 3 indagati. Arrestati 3 ex amministratori di Mira, Castelfranco Veneto e Lignano Sabbiadoro, tutti legati con vari ruoli alla società del centro commerciale Tom. Dopo un primo rigetto da parte del GIP a seguito dell'impugnazione della Procura, la misura cautelare è stata invece disposta dal Tribunale per il riesame ed ora confermata dalla Corte di Cassazione. Una complessa attività investigativa diretta dalla locale attività giudiziaria che ha permesso di raccogliere elementi indiziari a carico degli amministratori, sia di consentire alla Procura di richiedere al Tribunale il fallimento della società. Oltre agli arresti, disposto il sequestro preventivo per quasi 7 milioni di euro, provvedimento già eseguito a giugno dello scorso anno, permettendo di cautelare 11 immobili nelle province di Venezia, Udine e Treviso, 3 automezzi, quote societarie e disponibilità finanziaria riconducibili agli indagati. Benzinai, la trattativa deve andare avanti. A ribadirlo oggi in Veneto il ministro alle imprese Adolfo Urso, stamattina a Vicenza per la Fiera dell'Oro, nel pomeriggio a Padova. Il ministro alle imprese è tornato anche sul caso Intel e sulle polemiche relative all'etichettatura del vino. Mi auguro che le associazioni dei benzinai comprendano l'esigenza del Paese e dei loro utenti e quindi rivedono questa decisione, come peraltro ha già fatto qualche associazione. Spera ancora in una retromarcia dei benzinai il ministro all'impresa e al Made in Italy Adolfo Urso, in queste ore impegnato in una serie di eventi in Veneto. Insomma, per Urso lo sciopero degli impianti proclamato per il 25 e 26 gennaio può essere scongiurato all'insegna della trasparenza. Urso che ha ribadito l'unione di intenti dell'esecutivo, una coesione che non si è mai vista negli ultimi anni, ha detto la volontà precisa è quella di tutelare le filiere. Nella manovra finanziaria abbiamo inserito un fondo per la filiera industriale del Made in Italy e nel contempo un collegato, una legge collegata alla finanziaria che stiamo realizzando in questi giorni confrontandoci con le associazioni di impresa, tesa a valorizzare, tutelare e promuovere meglio l'intero Made in Italy. E a proposito di filiere, Urso annuncia la linea dura del governo nei confronti dell'Europa sull'etichetta nuoce gravemente alla salute che potrebbe essere applicata sulle bottiglie di vino. Noi ci opponeremo in sede europea, così come abbiamo fatto con il Nutri-Score e l'abbiamo vinta. Ci opporremo anche a questa misura che è del tutto illogica perché tende a punire quello che tutti i consumatori nel mondo riconoscono essere il prodotto di eccellenza, appunto il prodotto del Made in Italy. Rassicurazioni precise arrivano anche sulla partita Intel, la multinazionale americana intenzionata a investire in Italia, tra le location Vigasio nel Veronese, 1500 i posti di lavoro diretti in ballo. Il governo e io stesso abbiamo un'interlocuzione continuativa sia con l'azienda, questa grande multinazionale, sia con la Commissione europea
Proprio stamattina ho sentito lo staff della commissione che è dedicata a questo dossier, perché si tratta di un investimento autorizzato dalla Commissione europea e di natura europea in più nazioni europee, l'uno con l'altra legati. E quindi io credo che si possa andare avanti, si debba andare avanti con la determinazione che abbiamo. Il caso fece scalpore qualche anno fa. Una dodicenne rom incinta mise al mondo un figlio. Il comune di Cittadella ha costretto a pagare le spese di mantenimento. Adesso però dice basta. Incinta a 12 anni, mamma a 13, un fidanzato di 35 processato per aver compiuto atti sessuali con una minorenne. La vicenda della giovanissima Sinti, ricoverata all'ospedale di Cittadella durante la gravidanza nel 2019, fece scandalo e polemica a livello nazionale. La ragazzina, dopo il ricovero in ospedale, è stata allontanata dalla famiglia, che vive girando in roulotte tra le province di Padova e Vicenza, e affidata ad una struttura protetta del Ferrarese. Il mantenimento è stato affidato al comune di Cittadella, comune dove si trova l'ospedale in cui la giovanissima era stata ricoverata. Il sindaco Luca Pierobon si è visto così recapitare una fattura di circa 90.000 euro, una spesa che, dice il primo cittadino, non deve essere di sua esclusiva competenza. La ragazzina non ha colpe, specifica Pierobon, che comprende la delicata situazione in cui la minore si trova, ma la spesa non deve ricadere solo sul comune di Cittadella, che, come ogni altro ente pubblico, sta soffrendo questo difficile periodo economico. Il sindaco si è così rivolto al Tribunale di Padova, ma ha perso ricorso, e contro di lui è iniziato un'azione legale per i pagamenti non effettuati. La famiglia Sinti della ragazza risiede in un altro comune del Vicentino. La giovane ha dato alla luce il bimbo nel Trevigiano. Perché allora le spese toccano solo a Cittadella? Un quesito per cui il sindaco pretende una risposta. Ci spostiamo nel Vicentino con 2 dottoresse di base accusate di false inoculazioni di vaccino ad una ventina di pazienti. Le indagini della Guardia di Finanza. La matematica non è mai un'opinione, ne sanno qualcosa gli uomini della finanza che hanno effettuato, su richiesta della procura, controlli a Bassano e a Romano Dezzelino, negli studi gestiti da 2 mediche di base di 57 e 48 anni, accusate di falso e truffa. Pare che le 2 siano responsabili di falsa inoculazione di vaccini anti-Covid ad almeno una ventina di persone per avere il rilascio del Green Pass in modo fraudolento. A proposito dei numeri, dalle verifiche delle fiamme gialle, infatti, le fiale di siero rilasciate alle 2 professioniste dall'ULSS non corrisponderebbero ai vaccinati nei 2 studi, un numero quest'ultimo nettamente superiore rispetto alla dotazione reale di vaccini. I fatti sarebbero riconducibili al periodo tra settembre e dicembre 2021, in piena pandemia. Gli inquirenti hanno sequestrato tutta la documentazione e i supporti informatici a disposizione delle 2 dottoresse e chiesto un riscontro all'ULSS del numero di sieri consegnati alle mediche per l'inoculazione. Non si esclude che verranno sentiti anche i pazienti coinvolti nella falsa vaccinazione che, se confermato il loro coinvolgimento, rischiano la denuncia. E a proposito di Covid parliamo della variante Kraken, 4 casi in regione, uno dei quali sequenziato nella provincia vicentina. Il direttore del servizio igiene e sanità pubblica dell'USL dice maggiore capacità di diffondersi, ma non è detto che diventi dominante. Preoccupa per la sua capacità di diffusione, ma fortunatamente non per la sua aggressività. A detta degli esperti, incerto ancora capire come impatterà la nuova sottovariante di Omicron battezzata Kraken, trovata anche in Veneto in 2 sequenze, una dalla provincia di Vicenza, una da quella di Verona. Si tratta della terza e quarta identificazione dopo quelle già rilevate in provincia di Venezia. Per il momento non è certa l'evoluzione. Ricordo che però altri 2 casi sono stati trovati il 30 dicembre nella US veneziana. A questo non sono seguiti però un aumento esponenziale di casi. Chiaro che dobbiamo essere come US, come laboratori regionali, assolutamente vigili e quindi continuare la serrata attività di sequenziamento. Dominante negli Stati Uniti, non è detto però che lo diventi anche in Italia. In Italia abbiamo una situazione di immunità della popolazione molto diversa. Il virus è molto circolato, quindi abbiamo una memoria immunitaria molto diffusa nella popolazione e abbiamo anche un buon livello di vaccinazione. Questo non è proprio di tutti i paesi. Ma intanto la diffusione del virus fa i conti anche con gli ingressi dalla Cina a 2 giorni dall'inizio del Capodanno cinese.
È chiaro che vengono previsti molti movimenti all'interno della Cina, soprattutto dalle zone urbane e le zone rurali, e questo impatterà purtroppo nella diffusione dell'infezione all'interno del paese. Però ci aspettiamo anche qualche movimento internazionale in più. Domani Venezia tornerà a fare i conti con un'acqua alta rilevante. Per questo è stata annunciata la messa in campo del sistema Mose, le paratoie a difesa della città. Per le 9.55, in base alle previsioni del centro mare del comune, è prevista una massima di 115 centimetri. E restiamo in laguna con i funerali della maestra di sci travolta sul Nuvolau sopra Cortina d'Ampezzo da una valanga. Un sole caldo ha accolto questa mattina Giulia Ramelli per l'ultimo abbraccio profondo. Le cime delle montagne custodivano il suo sogno, diventato poi realtà, di essere istruttrice di sci. Venezia è sempre rimasta un pezzo del suo cuore. Così, questa mattina, la Basilica dei Santi Giovanni e Paolo non è riuscita a contenere la commozione di tutta la città e di tanta gente, arrivata fino al campo esterno a rendere omaggio alla giovanissima istruttrice di sci, uccisa da una valanga che l'ha travolta sul Nuvolau sopra Cortina d'Ampezzo. In rappresentanza del sindaco di Venezia è intervenuto alla celebrazione il consigliere comunale Aldo Reato, il ricordo della presidente del consiglio comunale Ermelinda Damiano. Quando finisce il viaggio della vita di una persona, soprattutto quando è così giovane, è sempre difficile trovare le parole giuste, perché il primo sentimento che proviamo è un grande senso di vuoto e di smarrimento. La città di Venezia si unisce e partecipa con commozione al dolore della famiglia di Giulia e di tutti coloro che la amavano e che l'ameranno per sempre. La celebrazione è stata presieduta da Don Filippo Gorghetto, coordinatore dell'Oratorio Salesiano di Castello Leone XIII, dove Giulia è cresciuta, e concelebrata dal parroco di Zampirolo. Nell'omelia Don Filippo si è rivolto come in una lettera a Gesù e ha richiamato il bisogno di Giulia di provare emozioni forti, il grande senso di libertà che la ispirava. Tutti si sono stretti alla famiglia. Poi il ricordo degli amici, l'omaggio del suo professore di italiano. Prima dell'ultimo viaggio in gondola, fino al cimitero di San Michele, in Isola, dove Giulia riposerà per sempre. Resti vivo in tutti noi il ricordo di questa giovane donna, la cui vita si è conclusa così tragicamente troppo presto. A Belluno, dove centinaia di agenti in rappresentanza delle polizie locali del Veneto si sono dati appuntamento per celebrare San Sebastiano, loro patrono, e la seconda edizione della giornata regionale delle polizie locali, alzabandiera in Piazza dei Martiri, poi messa solenne in Duomo. Un clima decisamente invernale con temperature abbondantemente sotto lo zero ha accolto stamani a Belluno centinaia di agenti in rappresentanza delle polizie locali del Veneto che oggi celebrano il patrono San Sebastiano e la seconda edizione della festa istituita con decreto della Regione nel 2019. Oggi è un vero piacere poter ospitare la seconda giornata della Polizia Locale del Veneto e poter ospitare tutti i comuni del Veneto in questa splendida cornice di questa città di Belluno e l'orgoglio è ancora maggiore perché la nostra celebrazione viene subito dopo quella avvenuta lo scorso anno a Venezia, quindi è un motivo di soddisfazione in più. Alza bandiera sulle note dell'inno nazionale in Piazza dei Martiri, poi in corteo agenti e autorità accompagnati dalla banda della Polizia Locale di Venezia hanno raggiunto il Duomo per la solenne messa celebrata dal Vescovo Renato Marangoni. Carissime polizie locali, se operate nell'amore e se tendete alla verità, c'è un'autenticità di vita, c'è un bene comune da cercare insieme, da condividere, da costruire. Dopo la funzione religiosa, i rappresentanti delle polizie locali del Veneto si sono ritrovati nella sala teatro del Giovanni XXIII per la cerimonia di consegna degli attestati per meriti speciali a 43 agenti appartenenti alle municipali della regione alla presenza dell'assessore Cristiano Corazzari. Sono il primo e più vicino presidio di legalità sul territorio, ha detto l'assessore regionale, che ha sottolineato la necessità di una riforma del corpo attesa da molti anni. Il ruolo della polizia locale sta cambiando, i nostri compiti cambiano con l'andare avanti dei tempi, la comunità
ha esigenze sempre diverse e noi siamo sul territorio per rispondere alle esigenze della collettività. Agli agenti in festa quest'oggi non un tributo simbolico, ma la riconoscenza di tutta la comunità. Un'ultima notizia di sport con il successo numero 21 in carriera per Sofia Goggia, che ha vinto in 1:33:47 la prima discesa della Coppa del Mondo di sci a Cortina d'Ampezzo. Ora è di nuovo a fianco di Federica Brignone, ex equo come azzurre più vincenti di sempre in Coppa del Mondo. A Cortina, dove lo scorso anno fu vittima del terribile incidente che rischiò di impedirle la partecipazione olimpica, a Pechino poi invece finita con un memorabile argento, Sofia ha messo in mostra una sciata molto compatta e sicura, ma non impeccabile, ha detto la perfezionista campionessa bergamasca, per la quale è stata comunque una gara sofferta perché temeva che qualcuna delle rivali potesse fare meglio, magari grazie alla visibilità che è progressivamente migliorata. Con questa notizia termina l'edizione regionale dei nostri telegiornali, vi lascio come sempre le previsioni meteo, grazie per essere stati con noi, buon proseguimento di serata. Non ammirare Vittorio Veneto, ma vieni a viverla. Scarica l'app. Benvenuti ad un nuovo aggiornamento. La fase meteo di stampo invernale entra nel vivo sul nostro territorio, bel tempo e clima freddo. Il dettaglio di sabato 21 gennaio. Sul Veneto non sono attese precipitazioni, sarà una bella giornata caratterizzata dal sole, con cielo poco o parzialmente nuvoloso, venti moderati da nord-est. Sulle Dolomiti e sulle Prealpi permane un marcato pericolo di valanghe grado 3 della scala di riferimento. Temperature in lieve calo, le minime saranno sotto zero praticamente ovunque, massime tra i 4 e i 7 gradi. Spostiamoci ora sul Friuli Venezia e Giulia. Anche qui sarà possibile una maggiore nuvolosità in corrispondenza dei monti. Altrove tanto sole e cielo sereno. Soffierà bora molto forte sulla costa. Temperature minime tra -3 e 1 grado, massime sui 6-7 gradi. Infine diamo uno sguardo al Trentino Alto Adige, dove sarà soleggiato con velature e locali addensamenti ma del tutto innocui. Temperature minime sotto zero, massime sui 2-6 gradi all'incirca. Dal meteo di Antena 3 per ora è tutto, grazie per l'attenzione. Arrivederci. Non ammirare Vittorio Veneto, ma vieni a viverla. Scarica l'app.